L'autobus stava per partire. Rombava sordo con improvvisi raschi e singulti. Piazza Garibaldi era silenziosa nel grido dell'alba. Sfilacce di nebbia ai campanili della matrice. Solo il rombo dell'autobus e la voce del venditore di panelle. «Panelle calde, panelle!» implorante ed ironica. Il bigliettaio chiuse lo sportello. L'autobus si mosse con un rumore di sfasciume. L'ultima occhiata che il bigliettaio girò sulla piazza colse l'uomo vestito di scuro che stava correndo. Il bigliettaio disse all'autista: «Un momento!» e aprì lo sportello mentre l'autobus ancora si muoveva. Si sentirono due colpi squarciati. L'uomo vestito di scuro, che stava per saltare sul predellino, restò per un attimo sospeso, come tirato su per i capelli da una mano invisibile. Gli cadde la cartella di mano e sulla cartella lentamente si afflosciò. Il bigliettaio iniziò a bestemmiare. La sua faccia era diventata color zolfo, tremava. Il venditore di panelle, che era a 3 metri dall'uomo caduto, muovendosi come un granchio, cominciò ad allontanarsi verso la porta della chiesa. Nell'autobus nessuno si mosse. L'autista era come impietrito, la mano destra sulla leva del freno e la sinistra sul volante. Il bigliettaio guardò tutte quelle facce che sembravano facce di ciechi, senza sguardo, e disse: «L'hanno ammazzato!» Si levò il berretto e freneticamente cominciò a passarsi la mano tra i capelli, continuando a bestemmiare. L'autista si adoperò immediatamente per chiamare le forze dell'ordine. All'arrivo dei carabinieri, i passeggeri iniziarono a svincolarsi, sparendo nel nulla. L'autobus rimase vuoto, con a bordo soltanto l'autista e il bigliettaio. Entrambi, in presenza del maresciallo dei carabinieri, non riconoscono il morto e non ricordano chi fossero i passeggeri. Il venditore di panelle, rimasto a terra al momento del delitto, scomparve. Fu ritrovato poco dopo da un carabiniere all'ingresso di una scuola elementare, dove come al solito vendeva i suoi prodotti, e fu portato dal maresciallo per una testimonianza. E anche lui dice di saper nulla, anzi, dice di non essersi nemmeno accorto dello sparo. Dopo 2 ore di interrogatorio, il venditore di panelle ricorda che all'angolo tra via Cavour e piazza Garibaldi, verso le 6, si udirono 2 spari provenire da un sacco di carbone, situato vicino al cantone della chiesa. Dalle prime indagini del caso si concluse che la vittima era Salvatore Colasberna, presidente di una piccola impresa edilizia chiamata Santa Fara. Il movente e l'identità dell'assassino erano ignoti. Per la complessità e l'importanza del caso, le indagini vennero subito affidate al capitano Bellodi, un ex partigiano proveniente da Parma, in servizio nell'Arma in nome di alti ideali, chiaramente avverso al clima di omertà che caratterizzava la Sicilia e i suoi abitanti, e deciso a portare avanti le indagini in maniera minuziosa, scavando a fondo nelle trame della mafia. Nel frattempo, in un bar di Roma, un'importante personalità politica chiede ad un onorevole del suo partito di far trasferire Bellodi, a causa dei problemi che sta creando, designando l'omicidio di Colasberna come omicidio mafioso. Bellodi intanto interroga un proprio confidente, un doppiogiochista già noto alla mafia, Calogero di Bella, detto Parrinieddu. Il capitano, ascoltando le menzogne che l'informatore riferisce, riesce comunque con i suoi modi gentili ma astuti a risalire al nome del possibile mandante, tale Rosario Pizzuco. Le indagini del capitano, aiutato dal maresciallo, proseguono in modo proficuo, fino a ricevere il nome del presunto assassino dalla moglie di Paolo Nicolosi, un potatore scomparso e con tutta certezza ucciso per aver riconosciuto l'assassino, viste le coincidenze che accompagnavano la sua scomparsa. Tale Diego Marchica,
detto Zicchinetta, questo il nome dell'assassino. Bellodi scopre nel fascicolo investigativo del Marchica che si tratta di un noto sicario, processato e condannato per molti reati, ma quasi sempre scagionato a causa di insufficienza di prove. Il capitano nota inoltre una fotografia che lo ritrae insieme a Don Calogero Guicciardo e all'onorevole Livigni. Poco dopo giunge improvvisa la notizia che Parrinieddo è stato assassinato. Bellodi, grazie ad un'inquietante testimonianza scritta dal doppiogiochista prima di morire, riesce a scovare Marchica, Pizzuco e il padrino Don Mariano Arena. Ma l'interrogatorio si risolverà in un nulla di fatto. «Io ho una certa pratica del mondo», disse Don Mariano rivolgendosi al capitano Bellodi. «È quella che diciamo l'umanità, e ci riempiamo la bocca a dire umanità. Bella parola piena di vento. Io la divido in 5 categorie. Gli uomini, i mezzuomini, gli ominicchi, i con rispetto parlando piglianculo e i qua, continuò Don Mariano. Pochissimi gli uomini, i mezzuomini pochi, che mi contenterei l'umanità si fermasse ai mezzuomini, e invece no, scende ancor più giù agli ominicchi, che sono come i bambini che si credono grandi, scimmie che fanno le stesse mosse dei grandi, e ancora più giù i piglia in culo che vanno diventando un esercito, e infine i qua, che dovrebbero vivere come le anatre nelle pozzanghere, che la loro vita non ha più senso e più espressione di quella delle anatre. Capitano, lei, anche se mi inchioderà su queste carte come un Cristo, lei è un uomo», concluse Don Mariano mentre il capitano Bellodi ascoltava attentamente i concetti e il linguaggio. A seguito delle foto pubblicate dai giornali di Don Mariano Arena insieme al ministro Mancuso, iniziò a delinearsi un grande clamore sulla vicenda e la cassa di risonanza del fatto porta la questione anche in Parlamento. Ma l'unico esito che verrà fuori sarà il trasferimento di Bellodi al nord, che con grande amarezza apprenderà che il castello probatorio è stato smantellato grazie ad un alibi di ferro costruito da rispettosissimi personaggi, con il supporto silente e nascosto di uomini politici esclusivamente interessati a tutelare la propria posizione. La stessa sera, Bellodi uscì di casa per fare 2 passi, incredulo, sdegnato. Si sentiva confuso, si sentiva come un convalescente. «Mi ci romperò la testa!» esclamò Bellodi a voce alta prima di rientrare a casa, perché sapeva che un giorno sarebbe tornato e soprattutto sapeva lucidamente di amare la bella terra di Sicilia.